Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro, 25esima giornata del campionato di eccellenza, ottava di ritorno in campo, Nuorese e Tonara. Si accentra Alfano, l'imbeccata per Grigoriadis, Guazzar che prova a metterla in uscita, tocca per Kiwobo, intervento di Ruperto, il suo tiro trova l'opposizione di Severzidis, vedere anche Tico da Cocco a Tico, pallone al centro, l'imbucata per Alfano e stavolta è forse più un errore del giocatore della Nuorese. Serve Grigoriadis, posizione regolare, il cross di Grigoriadis, la battuta al volo di Fabio Cocco, il traversone di Rolandone a pescare Russu completamente solo, ci arriva Russu ma poi ci prova Alfano, traversa clamorosa da parte di Alfano. Attenzione a Tico, gli si fa incontro Santoro, Tico si accentra alla sua conclusione e la palla che finisce fuori non di molto, prova a giocare in verticale per Tico, l'inserimento per Cocco e la palla in rete. Fabio Cocco porta in vantaggio la Nuorese, azione repentiva e in verticale da parte della squadra verde-azzurra, innescata da Del Rio, l'assist di Tico e il gol di Fabio Cocco in area di rigore, palma per Tico, la conclusione, la respinta e poi Cocco ci riprova, triplice fischio, il Nuorese che si riprende il Frogheri dopo due sconfitte interne consecutive, batte il Tonara per 1-0.